Euroregione.news. Aquileia, la storia vive ed evolve. Grazie al lavoro di alcuni ricercatori, archeologi e restauratori, ad Aquileia si scoprono ancora tanti reperti importanti e con la lungimiranza della Fondazione Friuli del presidente Giuseppe Morandini si possono ricostruire, assemblare e restaurare per consentire a noi e ai nostri posteri di ammirare e immaginare la potenza di quella che fu una delle più importanti città dell'Impero Romano, sulla base di oggetti concreti, come spiegato dalla direttrice del museo, Marta Novello. Oggi è una giornata che ci rende molto felici e soddisfatti perché inauguriamo un ulteriore intervento di restauro, uno dei tanti che siamo riusciti a portare avanti grazie alla collaborazione dei tanti enti e istituzioni che ci aiutano a curare il nostro patrimonio. Oggi presentiamo la nuova veste del mausoleo dei Curi. È un mausoleo funerario che fu ritrovato ad Aquileia alla fine dell'Ottocento e che venne montato negli anni 40, proprio durante la Seconda Guerra Mondiale, in un momento difficile per il nostro paese, ma pur in un momento così difficile si continuava a lavorare e proprio negli anni 40 viene rimontato all'interno del giardino del museo ed ora da quel momento è diventato un po' un simbolo di quello che è il nostro complesso museale. Grazie a una collaborazione con la Fondazione Friuli che ormai dura da diversi anni, nell'ambito del bando restauro del 2022 della Fondazione Friuli, tramite un progetto Art Bonus, grazie all'intervento di restauro siamo riusciti a riportare a nuova luce. Quindi racconteremo la storia di questo monumento funerario che fu scavato alla fine dell'Ottocento e portato all'interno del giardino del museo, grazie a uno studio nell'archivio fatto dalle colleghe archiviste e archeologa Annarita Lepre e Elena Braidotti, ma anche grazie alla collaborazione dell'archeologo Luca Scalco dell'Università di Padova, che ci permetterà di inquadrare il monumento all'interno di quella che è la sua storia dal punto di vista storico-artistico. Concluderà poi l'intervento la ditta Esedra, che ci racconterà quello che è stato proprio l'intervento minuto di restauro effettuato sul monumento funerario. È una collaborazione ormai consolidata negli anni con il Museo Archeologico di Aquileia ed è una collaborazione che poggia sulla grandissima capacità progettuale che è sempre espressa e che ogni anno cerchiamo di appoggiare con il bando restauro. Devo dire che è un museo la cui crescita la si può vedere, a me piace dire a occhio nudo, perché ogni volta che passi di qui si aggiunge qualcosa che va a patrimonio delle comunità, ma a patrimonio anche dell'attrattività regionale. Su questa strada intendiamo proseguire, ci sono tutti i presupposti per riuscire ad aggiungere ogni volta un pezzettino nuovo che va a patrimonio, ed è un patrimonio della quale beneficiano sì questi territori per una dotazione strutturale, con investimenti strutturali che sono della massima importanza per le nostre comunità, ma anche per il profilo internazionale della nostra regione. Da Aquileia per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.